La dirigenza della squadra di basket Under 17 dei Gunners Cittadella si è scusata con un comunicato ufficiale con la giovane arbitra che domenica scorsa a Camine, durante una partita di campionato, è stata pesantemente insultata da un sostenitore della squadra cittadellese. Insulti sessisti e una frase che ha fatto rabbrividire: meriti di fare la fine di quella di Vigonovo, un chiaro riferimento alla tragica storia di Giulia Cecchettin proprio alla vigilia del suo funerale. L'episodio è stato condannato dalla Federazione regionale della pallacanestro e da tutte le società loro malgrado coinvolte. È un episodio intollerabile e vergognoso. I Cittadella Gunners, dalla società allo staff, dai giocatori ai tifosi, hanno espresso le scuse all'arbitra appena 17enne. L'incidente, che ha coinvolto il tifoso, se tale si può definire, è un caso isolato nella storia del tifo Gunners e non rappresenta in alcun modo il nostro modo di supportare i giocatori e di vedere la pallacanestro, ha scritto la società, annunciando anche che sono già state intraprese azioni e provvedimenti esemplari per evitare che incresciosi episodi come questo si ripetano.